E dopo introdurremo l'ospite a seguito di questa notizia. Dalla TARV del Veneto arriva lo stop all'impianto a biomasse di Borso del Grappa nel Vicentino. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale Luca Baggio, che dà notizia della sentenza 299/2012 in quest'anno 2012, pronunciata dal Tribunale Amministrativo di Venezia, respingendo il ricorso delle aziende costruttrici degli impianti contro Comune, Regione e Provincia. E allora, introducendo l'ospite, che è il qui presente Fabio Pupulin, dei comitati No Centrale, ma perché il discorso di Borso del Grappa, che è un paesino, insomma, molto curioso, sarà anche molto bello, insomma, vicino al Grappa, ma sicuramente, e non ce ne vogliano i borsesi, meno importante di Portogruaro e dell'intero portogruarese. Perché arriva lo stop per Borso del Grappa e invece per Portogruaro e il portogruarese arriva il via libera sulle centrali? Oggi Bertoncello ha definito, o meglio, ha spiegato il problema centrali, specificando che il portogruarese non deve essere una pattumiera. Di fatto però forse è vero il contrario. Cosa dice? Beh, certo, per quanto riguarda le motivazioni di fondo delle centrali del Borso del Grappa non le conosco. Certo che lì la politica è diversa, ha un peso maggiore in quanto anche si è mossa la Lega che come sappiamo governa in regione e quindi ha ben altro peso rispetto alla politica locale che abbiamo qui, che è una maggioranza come forse anche la Lega a San Donà si sta muovendo in tal senso. E infatti non ce ne sono. Infatti non ce ne sono. E una cosa che volevo far notare è anche che noto ultimamente che sia il sindaco Bertoncello, sia anche ho sentito il sindaco Geromin l'altra sera, mi pare a Video Regione, che è la vostra consociata, consorella qui, certo. Dire e ripetere le stesse cose che noi dicevamo già 2 anni e mezzo fa riguardo alle centrali, che è un territorio di conquista. Tant'è che a noi come sindaci abbiamo la sensazione che il Veneto orientale sia terra di conquista da parte di questi interventi, che ripeto sono interventi di notevole portata, 13-15 megawatt alla Zignago, 7-8 alla Cereal Dox, un altro ne sta sorgendo mi pare di 7 megawatt anche lì a Torresella, sempre fra i comuni di Portogruaro e Fossalta. È chiaro che noi non siamo coinvolti direttamente, ma sappiamo che quello che si produce insomma toccherà sicuramente anche il nostro territorio. È ora che la Regione dia risposte sotto la gestione corretta della produzione energetica da fonti alternative. Probabilmente sono anche dannose per la salute, sentivo anche il sindaco Bertoncello fare affermazioni del genere. Dopo 2 anni e qualche cosa, forse si sono resi conto anche i sindaci, forse non è il caso di dire che i comitati sono precursori o vedono più avanti, perché comunque è solamente un fatto di buonsenso. Probabilmente è solo una questione di interessi che al momento poi quando cominci a vedere che i voti da qualche parte li perdi, cerchi di riprenderli. Il Borso del Grappa dimostra che la Lega sotto questo profilo, da quelle parti, a tutela di quel territorio, è particolarmente battagliera. Per quanto riguarda il portogruarese forse no. No, sicuramente no, così, perché comunque se per Borso del Grappa la Lega Nord si oppone alla costruzione di centrali, a San Donà si oppone alla costruzione di centrali, non si capisce perché nel portoghese la Lega non erge un muro a tutela dell'ambiente. Sì, Padovano, anche perché il discorso della Lega a Portogallo probabilmente che è anche assente, la Lega non è molto rappresentata. Io non mi sto riferendo alla Lega di Portogallo, mi sto riferendo alla Lega in generale da una parte e comunque nel portoghese. Certo, ma è un gioco della politica questo, no? È che non ci siamo. Non ci siamo. Cioè, qui le scelte le fanno altri partiti che in sede regionale contano meno e quindi evidentemente le scelte vengono a mancare, cioè, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente. Però sulla salute non c'è politica che tenga. La salute non ha colore, certo, su questo siamo d'accordo, così dovrebbe essere per la TAV anche. Cioè.